Buongiorno, ben ritrovati in diretta come sempre, tante le notizie, tanta la cronaca e anche tanti collegamenti con le varie redazioni. Torneremo a parlare della tragedia di Miane con la morte di mamma e figlia annegate nel Piave. Parleremo anche purtroppo dell'altra tragedia, quella avvenuta a Napoli, che riguarda una cittadina di Padova colpita alla testa da una statua. Purtroppo la drammatica notizia che non ce l'ha fatta, a tutti gli aggiornamenti proprio fra qualche minuto, però prima di tutto questo il sondaggio di ieri e poi quello che vi proponiamo noi oggi. Quello di ieri era politico-giudiziario perché riguardava il caso di Matteo Salvini, il caso dell'Open Arms. Ve lo ricordate, nel 2019 per la Procura di Palermo l'allora ministro all'interno Salvini tenne sequestrati 145 migranti, ora chiede 6 anni di carcere. Noi avevamo chiesto 6 anni, per voi è giusto? Lo vedete nel nostro sondaggio, no l'89,4%, quindi non è giusto, e il 10,6% invece ha risposto di sì. E riguarda sempre Salvini invece il sondaggio che vi proponiamo noi, per cui potete iniziare a votare anche ora, che riguarda Salvini. Vedete in sovraimpressione c'è un complotto contro il governo. Se volete rispondere sì, 0422 1626 691. Se invece volete rispondere di no, in rosso 0422 1626 690. L'esito di questo sondaggio nel corso della nostra trasmissione Ring questa sera a partire dalle 21. Dunque, questi sondaggi, l'avevo anticipato prima, torniamo a parlare della tragedia di Miane con la mamma e la piccola Mia morte nel Piave. Ce ne parla, perché lo vedo davanti al tribunale, il nostro Cristian Arboite. Cristian, buongiorno. Buongiorno Daniela, anche da parte di Alberto Pivetta che sta curando la parte tecnica. Mi trovo all'esterno del Tribunale di Treviso, dove si attendono gli esiti dell'ispezione cadaverica, della seconda ispezione che appunto è stata disposta sui corpi di Susanna Recchia e della figlia, la piccola Mia. Ovviamente sono minuti di attesa, è in corso appunto questa ispezione da parte dell'anatomopatologo Alberto Furlanetto. Nel pomeriggio dovrebbero arrivare i risultati, quindi l'intenzione della procura non sarebbe quella di procedere con un'autopsia vera e propria, quindi si devono fugare tutti i dubbi sulla morte, sulla dinamica che ha portato per l'appunto alla tragica fine di madre e figlia. Diciamo che è un fatto che ha sconvolto la comunità trevigiana, ha sconvolto la comunità nazionale. Qui con me c'è Antonella Tocchetto, la conoscete tutti, avvocato esperta di diritto di famiglia, ma prima appunto di parlare con l'avvocato Tocchetto procediamo per gradi e andiamo a Miane dove ieri sera c'è stata una veglia di preghiera. Si è acceso un cero che rimarrà ardente fino al giorno dei funerali. Chiaramente il giorno dei funerali dipenderà appunto dall'esito di questa ispezione che è tuttora in corso. Giorno dei funerali che coinciderà con il lutto cittadino, così ha anticipato il sindaco di Miane Moreno Guizzo. Ma ci sono poi le parole anche dell'ex datore di lavoro di Susanna Recchia, il dentista vittoriese Attilio Cecchin. Io direi, Daniela, di partire proprio da qui. Io spero che questo serva a noi per uscire dalla nostra gabbia e cercare di aprirsi agli altri. Scusi? Si commuove il dottor Attilio Cecchin, il dentista di Vittorio Veneto, presso il quale Susanna Recchia lavorava da 10 anni e che avrebbe dovuto riprendere il lavoro proprio questa settimana.
La donna, che sabato scorso ha trascinato con sé la figlioletta Mia di quasi 4 anni, li avrebbe compiuti a novembre, nelle acque del Piave, non aveva mai dato segno di alcun problema, almeno sotto il profilo lavorativo. Nelle prossime ore sarà disposta un'ispezione esterna sui corpi di mamma e figlia. Il PM, Barbara Sabatini, titolare dell'inchiesta, ha chiesto un ulteriore esame dopo quello già fatto dal sanitario intervenuto a seguito del ritrovamento dei corpi. Se non dovessero emergere elementi contrastanti con l'ipotesi più accreditata di omicidio o suicidio, verrà dato il nulla osta per la sepoltura. Ma resteranno gli interrogativi e il dolore di una comunità scossa da una tragedia che nessuno aveva nemmeno lontanamente previsto. E lei dovrebbe ritornare qui giovedì e nulla ha fatto presagire dal punto di vista lavorativo che ci fosse qualche problema. Lei ha avuto molte volte in cui ha dovuto assentarsi dal lavoro perché figlia stava male, tanti problemi con 4 figli, è normale che sia. Lo faceva solo se costretta, tante volte l'ho vista chiamare per urgenze per la figlia, però il lavoro l'ha sempre gestito in maniera molto professionale. Una donna solare e bella, sulla quale il male oscuro si è abbattuto in modo implacabile. Da circa un mese la sua relazione con Mirko De Osti, il padre della piccola Mia, si era interrotto e la situazione l'aveva lasciata molto provata, anche se non lo aveva mai dato a vedere, fino al tragico epilogo. Una persona estremamente tranquilla, solare, sempre sorridente, molto ben disposta a trattare i pazienti in maniera colloquiale, amichevole. Difatti ho avuto dei messaggi dei pazienti che mi hanno commosso perché la ricordano come una persona bella, simpatica. Non c'era assolutamente nessuna ombra di problemi personali che giustificassero una situazione neanche così grave, anche meno grave, cioè, o ha nascosto tutto dentro di sé. E questo mi dispiacerebbe non averlo capito, ma non era impossibile, è una persona veramente unica. Una persona davvero unica, ma soprattutto nessuna avvisaglia. Già nella giornata di domenica, parlando con Don Maurizio, il parroco del paese che conosceva personalmente Susanna, il parroco aveva detto cadiamo dalle nuvole, non ci eravamo accorti, era un epilogo del genere non era nemmeno immaginabile. E quindi è un fatto questo, Antonella Tocchetto, avvocato Tocchetto, che interroga e scuote le coscienze anche degli addetti al settore. Lei è un'esperta di diritto di famiglia. Sì, certo, sono cose che colpiscono molto, però sono costretta a dire che purtroppo stanno succedendo troppi casi simili e quindi bisogna anche capire che probabilmente i servizi sociali devono attivarsi veramente tanto sul territorio, perché questo caso qui, peraltro ricordiamo che ci sono altri 3 figli, quindi non può essere che una mamma decida solo di non salvaguardare i suoi altri 3 figli e di non trovare una soluzione per una bambina che stava male. Quindi l'appello è che tutte le amministrazioni, con le difficoltà economiche che ci sono, ne sono abbastanza convinta, facciano un'azione di servizi sociali molto più forte di quello che finora abbiamo fatto, perché guardate che ormai anche nelle separazioni le situazioni di gestione dei minori stanno diventando complicate anche per noi avvocati. Lo dico perché anch'io ho avuto dei casi inimmaginabili dove ci sono stati dei bambini peraltro sottratti alle famiglie perché le famiglie erano in grave difficoltà. Quindi bisogna che ci sia una società sociale che intervenga e ci vogliono più soldi anche per le amministrazioni. In difficoltà economica o psicologica? Perché mi pare di capire che forse stiano aumentando le difficoltà psicologiche più che quelle economiche. Assolutamente non economica ma psicologica, di incapacità di gestire, e questo lo dimostrano magari anche certe CTU che magari vanno oltre e quindi fanno anche delle azioni che non vanno bene per la famiglia, ma insomma la capacità di gestire le difficoltà della vita. Viviamo tutti in una società di soli e non si riesce a parlare con il partner. Qua addirittura c'erano 2 ex compagni, mi pare che anche l'ultimo compagno fosse molto disponibile, era andato a prendere appunto la bambina, per cui è proprio un problema sociale che
riguarda persone insospettabili. Guardate che è meglio il caso di quello che urla e spacca i vetri o i piatti, piuttosto della persona che magari non dice niente e poi fa gesti così pesanti. Quindi attenzione, è un appello a tutte le amministrazioni, ci vorrebbero veramente più psicologi anche nei comuni, in aiuto ovviamente. Questo è l'appello di Antonella Tocchetto, esperta di diritto di famiglia ma anche amministratrice, esponente politica di lungo corso. Grazie davvero avvocato. Questa è la riflessione di un avvocato, di un legale, ma c'è poi la riflessione anche del mondo della psicologia, del dottor Michele Canilla. Io vi ricordo che l'ispezione cadaverica è in corso appunto all'obitorio di Treviso, poi nel pomeriggio ci saranno probabilmente le determinazioni della procura, quindi magari anche la data dei funerali. Vi lascio con le parole del dottor Canilla. Per il momento dal Tribunale di Treviso è tutto, con Alberto Pivetta vi restituisco la linea. (800-334343) è il numero verde antisuicidi che la Regione attivò in Veneto, primo in Italia, durante la crisi economica che spinse molti imprenditori a compiere il gesto estremo. Quel numero oggi continua ad essere attivo e anzi si è evoluto, ampliando il suo spettro d'azioni in modo che ognuno possa trovare in questo numero un punto di riferimento per ogni tipo di crisi che la comunità deve affrontare, spiega il presidente Luca Zaia. Ognuno può trovare un servizio unico nel panorama nazionale per i momenti di difficoltà personale, in forma assolutamente riservata e con un trattamento del singolo caso di altissima professionalità. Chiedere aiuto durante un momento di profonda difficoltà può essere il passo per trovare una luce in fondo al tunnel. Un appello sicuramente bisogna lanciarlo a tutte le persone che soffrono, per invitarle a usare uno dei tanti strumenti che abbiamo per chiedere aiuto, per provare a cambiare le cose, perché ricordiamoci sempre che decidere di uscire di scena è una scelta forte e che normalmente diventa quasi, per il depresso grave, l'unica possibilità che egli immagina. E a proposito della tragedia di Miane, abbiamo assistito ad una tragedia veramente toccante per tutti noi, perché il gesto non solo di autosoppressione ma anche quella di scegliere di portare con sé una parte del proprio mondo è davvero drammatica. Un dramma che travolge anche chi resta. I superstiti, li chiamiamo in letteratura scientifica, cioè tutti coloro che rimangono e che purtroppo devono convivere con questo dolore enorme. Ed ora una importante precisazione: nelle edizioni del telegiornale di Antenna 3 per un grave errore è uscita nei servizi riguardanti la tragedia della mamma annegata con la figlia di 3 anni nel Piave la fotografia di una signora omonima della vittima, Susanna Recchia. A provocare il grave disguido è stato non solo l'omonimia ma anche l'età simile alla vittima e la residenza nel Trevigiano. A trarre in inganno la redazione di Antenna 3 nei momenti concitati della preparazione del notiziario, subito dopo la notizia del ritrovamento delle 2 scomparse, è stata anche la notevole somiglianza di Susanna Recchia con la sua omonima, ovviamente del tutto estranea alla tragedia familiare. Il fatto che l'errore sia stato commesso da molte testate nazionali e locali non ci esime dall'evidenziare che si è trattato di una svista che avremmo comunque dovuto evitare. Ce ne scusiamo con l'interessata e con i nostri telespettatori. Ed ora invece continuiamo a parlare di cronaca e andiamo nel Padovano, perché non ce l'ha fatta Chiara Iaconis, la turista padovana ferita alla testa a Napoli da una statua precipitata da un palazzo. La donna è morta in ospedale dopo 2 giorni di agonia. La polizia nel frattempo indaga per individuare il proprietario del pesante oggetto. Non ce l'ha fatta. Chiara Iaconis, la turista padovana di 30 anni che domenica era stata colpita da una statua di onice precipitata da un balcone di un palazzo dei quartieri spagnoli a Napoli, è morta questa mattina. Era ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale del Mare dopo essere stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Qui era stata assistita dai familiari arrivati nelle scorse ore da Padova per starle vicino, ospitati in un alloggio messo a disposizione del comune
grazie all'assessore al turismo Teresa Armato. Una tragica fatalità. Era con il fidanzato Chiara e stavano camminando, ma solo lei è stata colpita. Il giovane che le era accanto è rimasto illeso. Nel frattempo non si sono mai fermate le indagini. La polizia ha individuato il palazzo e sta risalendo in queste ore al proprietario della statuetta che riproduceva un elefante stilizzato secondo i canoni dell'antico Egitto. C'è da capire adesso se si tratti di un pezzo che si è staccato da un balcone o se sia scivolato mentre qualcuno lo stava maneggiando, magari per pulirlo. L'unica cosa certa è che la statua pesava circa una decina di chili e ha colpito in pieno la testa della povera ragazza che stava passeggiando proprio in quella via della città. E rimaniamo a Padova, aveva colpito un connazionale con un pugno, ferendolo in modo tanto grave da causarne la morte. Dopo qualche settimana per un cittadino pakistano è scattato l'obbligo di dimora. Lo scorso 8 agosto in via Gli Appelli a Padova una rissa tra due cittadini pakistani aveva portato alla morte di Javad Akhtar di 54 anni. Il suo aggressore e connazionale si era dato alla fuga. Ora il giudice per le indagini preliminari, su richiesta della Procura di Padova, ha disposto l'applicazione della misura dell'obbligo di dimora per l'uomo accusato di aver sferrato il pugno che ha fatto cadere Akhtar causandone la morte per trauma cranico. Quella sera la polizia, su segnalazione di un abitante della zona, era accorsa per un'aggressione. 2 persone erano state notate davanti alla vetrina di una banca arrivare ad un faccia a faccia e poi uno dei 2 colpire l'altro con un pugno al volto. All'arrivo dei sanitari e delle volanti la vittima si trovava ancora a terra in arresto cardiaco. Veniva ricoverata d'urgenza al pronto soccorso con trauma cranico in prognosi riservata. Alcuni giorni dopo l'ospedale di Padova ne comunicava il decesso. Grazie ai testimoni oculari, ai riconoscimenti fotografici, ma soprattutto alle immagini della videosorveglianza acquisite, la polizia ha potuto ricostruire la vicenda attribuendo un volto al sospettato, volto che, comparato poi con le foto presenti negli archivi della polizia e successivamente mostrato alle persone che avrebbero potuto riconoscerlo, ha condotto all'identità dell'indagato. Il giudice per le indagini preliminari ha quindi applicato la misura cautelare dell'obbligo di dimora a Padova con l'obbligo di permanenza nell'abitazione dalle 20 alle 7 del mattino. Eric Zorzi, accusato di aver ucciso ed inscenato il suicidio della moglie Nicoletta Rotaro, è stato rinviato a giudizio il prossimo 14 novembre in corte d'assise. A decidere il giudice per l'udienza preliminare Elena Lazzarina, accogliendo la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero Maria D'Arpa. L'uomo è accusato di omicidio volontario pluriaggravato della moglie. Si sono costituite parti civili familiari della donna, il tutore delle figlie e il Centro Veneto Progetti Donna. L'uomo, che era presente in aula, non ha fatto nessuna dichiarazione. Il suo avvocato difensore però ha presentato una perizia di parte in cui si contesta la tesi dell'omicidio. Rimaniamo sempre a Padova e sempre con la cronaca. In pochi giorni aveva compiuto furti e rapine. Arrestato a Piave di Sacco un 22enne. Armato di macete era entrato nell'hotel Florida di Piove di Sacco e dopo aver minacciato l'addetto alla reception si era fatto consegnare 300 euro. Un 22enne marocchino senza fissa dimora è stato arrestato dai carabinieri. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, è sospettato anche di aver compiuto un furto in abitazione lo scorso 11 settembre, di averne tentato un altro fallito perché scoperto dal proprietario e di aver razziato alcune auto. Il 22enne marocchino inoltre avrebbe rubato in una polisportiva e avrebbe tentato un furto in una pasticceria sempre a Piove di Sacco. Deve rispondere anche di minacce e oltraggio a pubblico ufficiale. È stato portato in carcere a Padova. E andiamo a Vicenza. I controlli della Guardia di Finanza contro il lavoro sommerso nell'Alto Vicentino. 4 lavoratori in nero sono stati individuati a Zugliano e a Tiene. Una donna di nazionalità cinese, priva di permesso di soggiorno e già destinataria di un provvedimento di espulsione, è stata trovata al lavoro in un laboratorio per confezioni di abbigliamento di Zugliano dai finanzieri di Vicenza. Con lei individuati altri 3 lavoratori impiegati in nero, grazie alla collaborazione dei funzionari dell'Ispettorato di Lavoro di Vicenza, che hanno eseguito specifici controlli in 2 distinte attività, a Zugliano appunto e in un ristorante di Tiene.
Disposta la sospensione dell'attività per entrambe le società, la denuncia dei titolari e l'applicazione di sanzioni per oltre rispettivamente 4 e 8 mila euro. Contestati inoltre quasi 3.500 euro di sanzioni per violazioni in materia di salute e sicurezza dei posti di lavoro. La cittadina cinese irregolare è stata denunciata, segnalata all'autorità giudiziaria invece il suo datore di lavoro. E ancora cronaca, torniamo a Padova dove c'è stato l'incendio questa mattina in via Rigato a Vigonza. Le fiamme si sono sviluppate nell'abitazione andata a fuoco lunedì notte per la ripartenza di un focolaio, ma in città cresce la paura per l'ennesimo atto doloso e ce ne parla immediatamente la nostra Chiara Gaiani, che la vedo nello schermo. Chiara, buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno ai telespettatori, con Federico Cibotto siamo a Vigonza. Ringraziamo il sindaco Gian Maria Boscaro per essere con noi. Abbiamo preferito non andare direttamente in via Rigato dove è accaduto il fatto, dove questa mattina purtroppo sono riprese le fiamme. Anch'io quando ho sentito la notizia sinceramente ho avuto un sussulto. In realtà non è stato un nuovo atto doloso come quello che è accaduto nella notte di lunedì, ma si tratta di una ripresa di un focolaio perché è una villetta nuova, completamente in legno. Quello invece che preoccupa è quanto è accaduto lunedì, anche perché non si tratta del primo atto proprio in quella zona del comune di Vigonza. A maggio erano andate a fuoco le auto di un tecnico del comune e questa famiglia era direttamente coinvolta in un contenzioso legato ad un'area che pare insomma alla fine si risolva con queste minacce che si concretizzano in quelli che possiamo proprio chiamare come attentati incendiari, metodi che a Vigonza non sono di casa e che lei sindaco sta condannando fermamente, su cui richiede anche l'intervento delle autorità. Sì, noi siamo sconvolti da questa situazione perché l'altra sera veramente si stava consumando una tragedia con 3 bambini, il più piccolo di qualche mese, coinvolti, che hanno rischiato per qualche minuto veramente di rimanere senza vita all'interno dell'abitazione. E questo a Vigonza è inaccettabile. Noi siamo una cittadina tranquilla alle porte di Padova, nota per le sue aree residenziali con il verde, con i parchi attrezzati, con le scuole, con gli ambienti per le famiglie, dove queste cose non sono mai successe. Invece proprio in quella via, e questa appunto è una circostanza veramente che lascia senza parole, da dicembre oltre agli attentati incendiari ci sono minacce, ci sono atti persecutori, c'è un clima incandescente che i cittadini stanno denunciando veramente quasi quotidianamente. I carabinieri, che ringrazio, stanno facendo un lavoro, si stanno facendo in 4 per pattugliare quella zona. Anche stanotte erano lì fermi a tutelare la famiglia davanti alla villetta dove ci sono dei nonni, dove sono andati a vivere. Quindi veramente stanno facendo di tutto di più, però oggi noi ci aspettiamo una svolta nelle indagini, perché se vista un po' la situazione non possiamo vivere nel terrore che quotidianamente ogni notte ci sia il pericolo di un attentato. Si tratta di, all'origine di tutto questo c'è un contenzioso su un'area, c'è stato tra l'altro è andato già anche a sentenza con diciamo quella che è la parte lesa in questo momento, ovvero i cittadini di quella strada che avevano anche vinto in tribunale, erano state riconosciute le loro ragioni. Sì, allora è una vicenda tra l'altro di qualche anno fa, perché si era conclusa già prima che io diventassi sindaco, quindi 2 anni fa, e che aveva visto, a seguito delle segnalazioni dei cittadini, riconoscere un abuso edilizio e appunto l'illegittimità dell'insediamento di un'azienda in quell'area, proprio adiacente alla casa andata a fuoco. E questo contenzioso ha avuto
sicuramente degli strascichi, perché nei mesi successivi alle sentenze c'è stato veramente un clima caldo in quella via, e che è culminato con lo sgombero dell'azienda da parte della questura di Padova, e quindi è una vicenda appunto che da mesi insiste su quella zona, e almeno da dicembre si erano intensificate le minacce e le denunce da parte dei cittadini, quindi è una bruttissima situazione e speriamo che le forze dell'ordine e la magistratura intervenga, perché anche questa mattina io ho parlato con alcuni cittadini che hanno passato la notte dandosi turni per controllare la via, controllare le loro case, controllare le loro macchine, perché vivono letteralmente nel terrore che questo si ripeta. Ho scoperto poi tra l'altro ieri di essere stato minacciato anch'io, che non ero neanche sindaco quando la vicenda si è svolta, però ne prendiamo atto che ormai siamo alla follia, e quindi speriamo veramente che ci sia una soluzione radicale. Ecco, le indagini ovviamente sono in corso, i carabinieri erano lì anche oggi. Ringraziamo Gian Maria Bosco, ringrazio Federico Cibotto per la collaborazione tecnica, una vicenda inquietante che continueremo a seguire. Da Vigonza la linea può tornare allo studio. Grazie davvero a Chiara Gaiani per questa testimonianza. Noi andiamo avanti con la cronaca, sempre da Padova. Aveva appena rubato 200 euro in contanti da 2 diverse abitazioni di Saonara. La ladra minorenne arrestata dai carabinieri della stazione di Legnaro. A segnalare la sua presenza una delle vittime, che aveva vista scappare a piedi. Non nuova a simili reati, la giovanissima è stata notificata un'ordinanza di custodia cautelare per furti commessi ad aprile anche a Treviso. Ed ora invece andiamo a Valbrenta, perché vedo già pronto il nostro Alex Giuliano per parlare dettagli ai comuni e la preoccupazione dei sindaci. Alex, buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Dici benissimo, sindaci sul piede di guerra, sia per quello che riguarda i sindaci dei piccoli comuni che dei comuni medio-grandi, perché insomma la preoccupazione in vista della legge di bilancio, in vista dei tagli previsti dal governo per le pubbliche amministrazioni, diciamo, questo tipo di preoccupazione rende problematica la già difficile gestione di un comune. Noi siamo in compagnia di Luca Ferrazzoli, che è il sindaco di Valstagna. Sindaco, a rischio quelli che possono essere i servizi essenziali come le mense, il trasporto degli autobus e quant'altro. Siete preoccupati, ma come pensate di agire? Beh, il tema è molto delicato, perché ovviamente avendo dei tagli su parte corrente da parte del governo è evidente che poi, essendoci degli aumenti dei costi, pensiamo alle mense e ai trasporti, nel momento in cui si vanno a fare le gare è evidente che delle due l'una: o si chiedono sostanzialmente direttamente ai soggetti che usufruiscono del servizio, oppure bisogna intervenire sulla tassazione locale. Quindi è evidente che in questo caso non sarà il governo ad aumentare le tasse, ma lo farà attraverso i comuni, che sembreranno insomma i classici soggetti cattivi. In realtà non è così. Se pensate che noi ad esempio nasciamo dalla fusione di alcuni comuni, abbiamo un contributo di fusione importante, però noi siamo a settembre e l'ammontare dell'importo del 2024 ancora non ce l'abbiamo, quindi con spese bloccate, con interventi che rimangono appunto nel limbo, in attesa di avere la certezza su quello che sarà il trasferimento, e quindi credo che tra enti la certezza sia un elemento fondamentale per il buon governo di un territorio. Diciamo che per le amministrazioni comunali non è stata vita facile neanche per quello che riguarda gestire i fondi PNRR. I lavori dovevano partire, hanno delle tempistiche serrate, e come si concilia tutto questo con le esigenze delle famiglie? Perché sono tanti i comuni del Bassanese che sono pronti anche a passare, diciamo, dalle parole ai fatti con qualche iniziativa concreta per lamentare questo problema. Sì, questo andrà fatto per i motivi che giustamente esponeva, ma anche per rendere
edotta la cittadinanza di quelli che sono i problemi. Diciamo che per quanto ci riguarda l'aver fatto una scelta difficile e per certi anche entusiasmante come quella della fusione dei comuni a noi ha dato dei margini, diciamo, per far sì che finora non ci siano stati dei tagli dei servizi. Non abbiamo tagliato la pubblica illuminazione, anche investendo pesantemente nell'efficientamento energetico. Abbiamo ancora un servizio ad esempio di scuola busché totalmente gratuito per i nostri alunni e cerchiamo di sostenerli nonostante vi sia stato un aumento ovviamente dei costi della mensa per ovvi motivi con l'aumento dei prezzi, di calmierare prossimamente quella che è la spesa derivante dalla mensa. L'importante è che si sappia qual è la situazione concreta, perché a volte è tutto scontato ma scontato non è. Ecco, in chiusura, ampliando la panoramica proprio sull'area pedemontana, insomma, il rischio concreto è, come diceva il sindaco Ferrazzoli, che appunto aumentino a stretto giro i costi delle mense, i costi del trasporto pubblico. Tutto questo chiaramente avrà delle ripercussioni sulle famiglie. Noi monitoreremo la situazione e da Valstagna è tutto. Per il momento restituiamo la linea allo studio. Grazie davvero ad Alex Giuliano, grazie anche al suo ospite. Noi torniamo a parlare di cronaca e andiamo nel Vicentino, dove a San Pio X un ragazzo è stato aggredito e derubato del telefono, ma è stato soccorso da una cittadina che lo ha aiutato. Lei è Giuliana Gennaro di Fratelli d'Italia, che ci racconta che cosa è successo, perché noi siamo andati a raggiungerla proprio sul posto dove tutto è accaduto. Storia di questi tempi, storia di insicurezza. Episodi di degrado vengono denunciati tutti i giorni dai cittadini a Vicenza, ma quella che vi raccontiamo è cronaca delle ultime ore. Siamo in via Bortolana a Vicenza e proprio qui dove ci troviamo in questo momento, nel quartiere San Pio X, è mezzanotte e mezza quando due ragazzi si stanno picchiando proprio nel marciapiede su cui ci troviamo noi adesso, e un automobilista di passaggio li vede. Quell'automobilista è Giulia Gennaro. Cosa ha visto? Cosa è successo? Sì, c'era appena stata una rapina ai danni di un ragazzo italiano da parte di un ragazzo africano. Il ragazzo italiano era già ferito quando io sono arrivata e niente, ho chiamato immediatamente la polizia e i soccorsi. E poi abbiamo cercato in qualche modo di trattenere questo ragazzo africano, perché comunque aveva ancora con sé il telefono dell'altro ragazzo. Quindi della vittima. Ecco, a quel punto arriva la polizia, arriva qui in via Bortolana, San Pio X, ma prima che arrivi lei subisce una minaccia. Sì, sono stata minacciata di morte da parte di questo ragazzo africano, poiché aveva ben capito che avevo chiamato la polizia. Quindi si è dato alla fuga. Io con la mia macchina ho cercato non di inseguirlo, ma bensì di capire dove fosse andato, e grazie alle mie indicazioni, quando la polizia è arrivata, è riuscita a identificarlo e a trovarlo. Bene, quindi il cellulare è stato restituito poi al proprietario? Sì, allora il cellulare è stato lanciato nel momento in cui l'immigrato ha visto il mio arrivo, e ho trovato il telefono sotto una macchina, quindi il telefono è tornato al proprietario. Storia di questi giorni, storia di degrado, anche perché i due giovani avevano litigato, c'era stata una colluttazione proprio in seguito alla presunta rapina. Esatto, e comunque il degrado in questo quartiere si vede, si percepisce, basti guardare anche solo come i cittadini hanno dovuto chiudere questa entrata promiscua in un parco, dove spesso spacciatori e delinquenti si danno le vie di fuga. Io credo che peggio di così non si possa più andare avanti, bisogna guardare avanti, bisogna implementare il servizio delle forze dell'ordine e bisogna sicuramente fare in modo che i cittadini facciano rete tra di loro per riuscire a trovare una soluzione. Rimaniamo sempre a Vicenza. Motociclista sfugge alla volante, dopo l'inseguimento viene fermato, guidava ubriaco e scattata ovviamente la denuncia. Una segnalazione arrivata agli agenti della questura da parte di un cittadino che riferiva di un incidente stradale in zona Viale della Pace.
Lungo il percorso gli agenti si sono imbattuti in un motociclista che, andando ad elevata velocità, non si era accorto della perdita d'olio del proprio mezzo, verosimilmente riferibile proprio all'incidente stradale segnalato, mettendo a repentaglio l'incolumità degli utenti della strada. Gli agenti gli hanno quindi intimato di fermarsi, ma l'uomo ha continuato la corsa. A quel punto l'inseguimento fino a Borgo Casale, dove è stato fermato, identificato e sottoposto al controllo con l'etilometro, che ha dato risultati di 3 volte superiori al limite consentito. All'uomo è stata notificata la segnalazione alla prefettura per il ritiro della patente, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e sanzionato per il mancato uso del casco e per non essersi fermato all'ART impartitogli dagli agenti. Ed ora invece andiamo a Venezia, la vedo già pronta nel nostro schermo, la nostra Anna Maria Parisi che parla del ritorno degli scatolettisti a Venezia. Anna Maria, buongiorno. Sì, buongiorno a te Daniela e ai nostri telespettatori. Sono qui a Venezia con le immagini di Sandro Ponchio per le riprese ai piedi della stazione dei treni, non a caso, in compagnia di Monica Poli, consigliera municipale della Lega, conosciuta da tutti come Lady Pickpocket, la chiappa borseggiatori. Buongiorno, sì. Buongiorno Monica, dunque sì, c'è il ritorno degli scatolettisti qui a Venezia e Monica ci diceva che però rispetto ai ladri e ai borseggi che avvengono qui quotidianamente, purtroppo quello del ritorno degli scatolettisti è quasi una parentesi rispetto a una fascia molto più ampia di criminalità. Perché Monica? Ma nessuno ti obbliga a giocare, quindi di certo non è bello da vedere per il decoro che si spostano nei vari ponti, però come abbiamo detto nessuno ti obbliga a giocare, quindi non è che ti strappano. Cioè è il male minore quello degli scatolettisti, diciamocelo. Anche perché parlando magari con alcuni di loro sembra che siano gli stessi scatolettisti contrari a, cioè, come dire, non sono i primi che forniscono anche dettagli avverso i borseggi. Sì, non sono, perché anche loro prendono da borseggiatori, è questo, perché magari qualcuno pensa che anche loro sfilano i portafogli, ma questo non è vero, anzi a volte si scontrano con le borseggiatrici proprio per il mancato guadagno. Sembra paradossale, però è la verità. È una sorta di guerra tra bande rivali. E a proposito di borseggiatori abbiamo una notizia incredibile che diamo in anteprima qui in Veneto da Milano, la notizia che i borseggiatori e le borseggiatrici anche di Venezia si sono riuniti con quelli di Milano e altre città d'Italia, tra cui Roma, in una sorta di team con cui danno la caccia proprio a voi, a chiappa borseggiatori, e avrebbero addirittura a loro disposizione un pacchetto di foto in maniera tale che possano identificarvi, e ci sarebbero su di voi delle taglie addirittura, Monica. Sì, praticamente parte tutto da Milano, dove sono state intercettate delle chat. Queste chat sono state anche pubblicate dal Comitato Sicurezza e praticamente loro si stanno riorganizzando per metterci delle taglie, delle sorti di taglie, proprio perché per obbligarci a non fare più l'azione di disturbo che noi facciamo. Ecco, è stato detto anche che hanno foto delle forze dell'ordine, di vari addetti alla sicurezza. Noi sappiamo che loro sono organizzatissime, perché anche le nuove hanno le foto nostre, quindi c'è un passaggio di foto proprio tra loro. E una di queste borseggiatrici a capo di tutto ce l'abbiamo anche qui a Venezia, infatti fa Venezia-Milano, è una borseggiatrice molto nota alle forze dell'ordine. In questo momento qui non dovrebbe esserci, c'era un 4-5 giorni fa, ecco. Ecco, un fatto veramente inquietante questo, Daniela.
certamente avrete segnalato con una denuncia la cosa alle forze dell'ordine. Credo che i ragazzi di Milano l'abbiano fatto, ecco, perché insomma è una cosa gravissima questa, metterci delle taglie. Loro vogliono rubare indisturbati, ecco, questo c'è da dire. Loro sanno benissimo che anche se c'è, che per nostra fortuna è venuto fuori quel decreto sicurezza riguardo all'arresto eventuale delle borseggiatrici, ma loro sanno benissimo che... Cioè lei dice il ministro Nordio dovrebbe intervenire in tal senso? Ma il ministro Nordio io non so cosa aspetti a intervenire. La sicurezza è una priorità. Abbiamo visto anche i dati sul Sole 24 Ore. Alla fin fine si parla di microcriminalità. La microcriminalità è aumentata a livelli esponenziali. Cioè, non è che ci siano... C'è proprio sulla microcriminalità che bisogna intervenire. Si è depenalizzato tutto, allora è più importante la sicurezza dei cittadini. Noi l'abbiamo detto parecchie volte, però dal ministro Nordio non si ha nessuna risposta. Noi vogliamo capire il perché. E anche le forze dell'ordine purtroppo fanno quello che possono. Ecco, in tal senso Monica, scusi, un altro appello che aveva da lanciare lei riguarda la sicurezza su Trenitalia, specie nel fine settimana qui alla stazione. Di cosa stiamo parlando? Sì, esattamente. Allora, molti furti, perché dentro i treni purtroppo ci sono molti borseggi e molti furti, perché ultimamente portano via valigie, trolley, portano via di tutto, e non sono solo le borseggiatrici. Purtroppo è una notizia certa, qui a Venezia il sabato e la domenica viene a mancare la sicurezza di Trenitalia, quindi noi vediamo le forze dell'ordine e la security della ferrovia che corrono da un treno all'altro, e questa è una cosa che non dovrebbe esistere, anche perché il sabato e la domenica c'è il maggior afflusso di turisti che arrivano qui a Venezia, quindi lanciamo un appello che si faccia qualcosa più che altro, perché gli uomini delle forze dell'ordine sono troppo pochi e corrono da una parte all'altra a caccia dei ladri sulla segnalazione appunto di turisti e quanti vengono depredati nei treni. Ma Anna Maria, grazie a Monica Anna Maria Poli. Volevo chiederti, insomma, una Daniela. considerazione paradossale che addirittura i borseggiatori, le borseggiatrici si riuniscano in un comitato, per dire, per fermare queste persone che cercano di aiutare turisti ma anche cittadini. Loro sono preoccupati da questa unione di questi borseggiatori? Sì, certamente da studio la preoccupazione anche per questa sorta di pool dei borseggiatori contro chi invece si schiera a favore della sicurezza e a tutela dei cittadini. Qual è la vostra preoccupazione? Perché è aumentata certamente, Monica. Sì, vabbè, io sentendomi con gli altri comitati certamente sono preoccupati. Ma si va avanti, cioè non dobbiamo vincerla noi, non devono vincerla loro. Noi siamo nella legalità, loro no. Cioè, questo è il problema, e quindi è un problema che bisogna risolvere, che proprio il ministro Nordio deve risolvere questa questione. Sul reintegro della procedibilità d'ufficio e la certezza della pena. Non c'è altro da fare, perché il prossimo anno le statistiche saranno raddoppiate se si va avanti così, se non si fa niente. E questa è la realtà. Monica, il fatto è questo: come ci si sente come persona per bene ad avere una taglia sopra la propria testa? Scusi se insisto. Io sinceramente quando io neanche non ci penso, quando mi troverò nel momento di affrontare vedremo, ecco. Preoccupazione è sempre elevata, anche perché loro sono tante, sono tante le borseggiatrici, anche perché provengono anche da altri stati. Noi anche qui abbiamo un clan di borseggiatrici dalla Spagna
che 2 mesi fa hanno fatto un arresto di un clan e sono arrivate qui, le abbiamo qui in centro storico, le abbiamo alla sera, cioè loro sono organizzazioni criminali grandissime, grandissime. Sì, non sono ladri sparpagliati che arrivano senza arte né parte, caso di... E anche il problema maggiore sono gli uomini. Sono gli uomini che ne stanno arrivando sempre di più e ci hanno detto che sono anche arrivati i sudamericani. Cioè Venezia è un pozzo d'oro per loro. Rispetto alle altre città noi ne abbiamo, diciamo, un po' meno. Ma qui per loro borseggiare è terra fertile. Cioè, anche perché ti scappano da una parte all'altra e quindi non riesci, mentre nelle metropolitane riesci a individuarle e magari a bloccarle, qui ti entrano in una qualletta, cioè ti entrano nei pontili. Noi abbiamo fatto richiesta ai pontili di mettere dei sonori, c'è stata anche un'interpellanza a livello regionale che è passata proprio per i sonori nei pontili, per la prevenzione, però ancora nulla di fatto. Cioè, bisogna anche usare la prevenzione, perché non è possibile. Giusto. A proposito di sonori, il suono che abbiamo sentito era l'allarme di una sirena delle ambulanze lagunari che passava. Avevi un'altra domanda, Daniela? Sì, Anna, proprio poi dopo chiudiamo. Se può dare un consiglio, qualche consiglio, perché poi insomma Venezia non è solo città turistica, Venezia è anche una città universitaria, studentesca, quindi un consiglio proprio anche a questi studenti nuovi che stanno arrivando, che sono arrivati a Venezia, ma anche ai turisti, come possono salvarsi da questi borseggiatori? Ecco, quali i suoi suggerimenti, consigli, non soltanto ai residenti e ai turisti che arrivano per visitare questa capitale della cultura, ma anche agli studenti universitari che vengono qui per approfondire le tematiche dei loro studi? L'unico consiglio che noi possiamo dare è tenere il portafoglio. Ormai il portafoglio, la borsa davanti no, perché te la aprono, lo zainetto no, nelle tasche ci infilano le mani, a questo punto tenere un borsello all'interno, ecco. È l'unico consiglio che posso dare, perché questi qua sono maestri del furto e purtroppo anche stanno diventando, soprattutto anche gli uomini, molto aggressivi, perché ormai rubano alla luce del sole, cioè non gli interessa chi hai vicino. Ecco, una cosa importante che io volevo sottolineare è le forze dell'ordine. Allora, le forze dell'ordine, perché si sente parlare, ma le forze dell'ordine ci sono, non ci sono. Le forze dell'ordine ci sono, ma sono poche. Allora, sappiamo tutti che le forze dell'ordine in Italia sono sotto organico, quindi quando viene fuori una pattuglia di antiborseggio, che poi cosa possono fare? Denunciare e nient'altro, perché questa è la legge. Quindi abbiamo detto l'appello a Nordio, che insomma, ecco, no, perché a volte si dice le forze dell'ordine sono poche, sono sotto organico. Che ci sia una modifica anche per quanto riguarda la possibilità d'ufficio e maggiori uomini e più uomini delle forze dell'ordine. Con questo rinnovato appello di Monica Poli, Lady Pickpocket, nonché consigliera della Lega, consigliera municipale, da Venezia è tutto. Daniela, la linea torna a te. Grazie davvero Anna Maria Parisi, grazie anche alla sua ospite. Una situazione davvero difficile per Venezia, insomma, anche perché in qualche maniera rovina l'immagine di questa città meravigliosa. Avete sentito i consigli, il consiglio dell'ospite di tenere il portafoglio, il denaro all'interno dei maglioni, delle maglie, delle camicette, perché sono davvero diventati dei maestri dei furti questi borseggiatori. Noi ci fermiamo qualche istante di pubblicità, poi torniamo perché parliamo proprio, e l'aveva accennato anche l'ospite, della sicurezza a Venezia. Rieccoci nuovamente in studio. Abbiamo parlato poco fa con la nostra Anna Maria Parisi di borseggiatrici, di furti nel
cuore di Venezia, e Venezia è tra le province, lo hanno detto anche prima, tra le province italiane con il più alto numero di reati. La classifica del Sole 24 Ore, la posizione al 9° posto, scalzando province come Napoli e Palermo. 4.825 denunce ogni 100.000 abitanti, numeri che rendono Venezia la 9ª provincia d'Italia nel 2023 per delitti denunciati. Superata da Milano, Roma, altre grandi città del nord, ma anche Prato e Imperia. Emerge dalla classifica del Sole 24 Ore, che ha elaborato le statistiche della banca dati interforze del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno. Si nota, ahimè, un peggioramento rispetto alla precedente classifica per il capoluogo lagunare, che è balzato dal 12° posto al 9° per indice di criminalità, davanti a città come Napoli e Palermo. A Venezia nel 2023 si sono contate 40.282 denunce, tra cui 3 per omicidi volontari, 13 per tentati omicidi, 20 per omicidi colposi, 114 per violenze sessuali, 22.144 per furti, 442 per rapine, 5.307 per truffe e frodi informatiche, 113 per estorsioni. A farla da padrona i furti, che portano Venezia a essere quinta in Italia, stabile con 22.000 denunce. Crescono le truffe informatiche, le rapine e la contraffazione. I reati denunciati nel capoluogo sono il 53,9% di quelli denunciati in tutta la città metropolitana. Per quanto riguarda il traffico di stupefacenti, infine, Venezia è 31esima in Italia. Tra le altre città venete, Verona è posizionata al 22° posto con oltre 3.900 delitti denunciati ogni 100.000 abitanti. Padova il 40esimo, mentre tra le meno pericolose ci sono Rovigo al 56esimo, Vicenza al 59esimo, Belluno al 98esimo. Solo 2 province in Italia sono più sicure di Treviso, che ha 19.840 denunce totali: Potenza e Oristano. Ed ora rimaniamo a Treviso per una vicenda che sicuramente continuerà a far discutere. Insulti omofobi ad un professore padovano di un istituto tecnico di Treviso. Nonostante la denuncia, il caso viene archiviato. Fabrizio Marrazzo del partito gay chiede a Zaia una sanzione di almeno 500 euro. Chiama a finocchio un suo professore, il docente denuncia il ragazzo, ma il tribunale deve archiviare il caso perché manca una legge contro l'omotransfobia. È accaduto in un istituto tecnico di Treviso ad ES, queste le iniziali del professore coinvolto, che è stato inoltre offeso anche con altre frasi ingiuriose davanti all'intera classe e ad un altro collega. A segnalare l'episodio è Fabrizio Marrazzo, portavoce del partito gay, che torna sulla questione e chiede al presidente Zaia di istituire una sanzione di almeno 500 euro, come già esiste in altre parti d'Italia. L'assenza di una legge purtroppo oggi provoca maggiormente queste discriminazioni che rimangono poi impunite. Quello che noi chiediamo, in assenza di un Parlamento che abbia voglia di legiferare a supporto della comunità LGBT, chiediamo al Presidente Zaia di fare una sanzione, che è la legge che noi abbiamo previsto a livello regionale come partito gay LGBT+, al fine che ci sia una sanzione di 500 euro per chi compie atti di discriminazione omofobica. Una sanzione già approvata in 10 comuni, Monterone a Lecco è stato il primo ed ora è in discussione anche nel comune di Roma. Ma penso che anche la Regione Veneto può fare la sua parte, dato che il Presidente Zaia nel suo ruolo istituzionale più volte ha ricordato di voler sostenere la comunità LGBT, quindi oltre a farlo con le parole può fare un'azione concreta e quindi i prossimi docenti o studenti che subiranno queste discriminazioni potranno almeno, denunciando, ottenere che chi ha commesso questo atto venga sanzionato con una multa di 500 euro. Il mio obiettivo è far sapere alla gente quali umiliazioni devono subire ogni giorno i tanti insegnanti che subiscono bullismo omofobo senza tutela. Vorrei contribuire a creare un deterrente e a far sapere che non siamo disposti a tollerare tali abusi, ha commentato il professore. Ed ora vi ripropongo il sondaggio di oggi, vi ricordo poi l'esito questa sera nel corso della nostra trasmissione Ring. Il sondaggio lo vedete: Salvini, c'è un complotto contro il governo. Se volete rispondere di sì, lo vedete il numero in verde, se invece volete rispondere no, in rosso. 042216 26690. Se volete rispondere di no,
Gli ospiti questa sera di Ring sono alle 21 Alberto Villanova della Lega, Jonathan Montanariello del Partito Democratico, Elena Cappellini di Fratelli d'Italia, Arturo Lorenzoni, speaker opposizione Regione Veneto, e poi alle 22:15 il sindaco di Treviso Mario Conte. Potete iniziare già a votare per questo sondaggio. L'esito, come vi ho anticipato, sarà nel corso della trasmissione in diretta Ring. E noi rimaniamo a Treviso e andiamo a Palazzo Giacomelli. Confindustria Veneto Est ha presentato la nascita di Collabora, la fondazione che ha come obiettivi inclusione sociale, economica e lavorativa. Promuovere l'inclusione sociale, lavorativa ed economica delle persone in difficoltà, donne, lavoratori e lavoratrici stranieri, giovani NEET, ovvero quei giovani che né studiano né lavorano. Nasce Collabora, fondazione di Confindustria Veneto Est. Un'associazione che ha lo scopo e l'obiettivo di racchiudere per le 4 province, quindi per le 4 nostre province, tutti i progetti di inclusione sociale e di formazione ed educazione delle persone, ma anche promozione di quella che è la cultura d'impresa, promozione di tutti gli aspetti legati allo sport e progetti legati alla cultura in sé. È un soggetto aperto e si apre per definizione alla collaborazione con tutte le altre associazioni e organismi che operano socialmente e responsabilmente sul territorio. L'impresa è oramai permeata con il territorio, quindi è fondamentale avere questo doppio scambio, la doppia mandata, quindi riuscire a raccogliere quelle che sono le competenze, le esperienze, le culture, le storie dei nostri territori per poi lasciarle e tramandarle anche in prospettiva. Educazione e formazione, i punti cardine su cui la Fondazione vuole concentrarsi, vicinanza alle attività sportive ma anche a contesti di disagio sociale. Si chiama infatti People First, il primo progetto con la comunità di Sant'Egidio. Obiettivo: supportare i corridoi umanitari. I corridoi umanitari sono una testimonianza di questa modalità di collaborare, perché sono assolutamente privati per quanto riguarda l'assistenza economica alle persone che vengono in Italia attraverso i corridoi umanitari, ma vi è una collaborazione naturalmente con il governo italiano, Ministero dell'Interno e degli Esteri, per poter costruire la strada attraverso la quale le persone provenienti da paesi in guerra possono affrontare dei viaggi sicuri, lontani dai trafficanti di uomini e dalle morti in mare. La Prefettura ha trattato la loro istanza per la costituzione della Fondazione e l'ha riconosciuta, in quanto la valenza del progetto è di grande importanza, di grande respiro, e la stessa prima collaborazione con la comunità di Sant'Egidio lo testimonia. E parliamo di inclusione anche nello sport. Ieri all'Ippodromo Sant'Artemio di Treviso, terza edizione di Sport Senza Barriere, evento organizzato dall'Associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi e la sua presidente Mirella Tuzzato. Lo sport è fondamentale a tutti i livelli, per tutte le età, e soprattutto nell'inclusione per anche ragazzi che non sempre sono fortunati come noi. È un modo un po' di sfogarsi, è un modo di fare nuove amicizie. Io ho molte amiche conosciute grazie a questo sport, appunto giochi per tutta Italia e quindi farai parte di un mondo tutto nuovo. Bambini, genitori, nonni, in tantissimi sono accorsi all'Ippodromo Sant'Artemio per la manifestazione Sport Senza Barriere. Dal karate al calcio, dal softball alla danza, un momento per stare insieme, per provare discipline diverse con un unico obiettivo: abbattere ogni barriera, soprattutto mentale. Creano e danno benessere ai nostri ragazzi che vivono il loro quotidiano, ma hanno anche bisogno di questi momenti di condivisione e inclusione nella loro vita. Bisognerebbe farne di più queste dimostrazioni per portare i giovani via dalle strade, perché in queste domeniche dove c'è lo sport, c'è come si può dire, la felicità di giocare. Tantissime le associazioni che grazie a Mirella Tuzzato si sono riunite sul prato dell'Ippodromo per condividere la giornata e far conoscere
riconoscere il proprio impegno a favore della comunità. È importante a livello di prevenzione far conoscere il fenomeno e soprattutto prevenire anche quelle situazioni di disagio che poi portano anche alla scomparsa. Lo sport sicuramente è un ottimo strumento di inclusione, soprattutto per i giovani. E sono qui a diffondere la cultura dell'inclusione attraverso le attività sportive, tutte le attività sportive, perché non esiste un atleta di Serie A e un atleta di Serie B. Siamo qui tutti per far vedere quali sono le nostre attività. Associazioni che permettono di tagliare traguardi altrimenti irraggiungibili. Senza il contributo delle associazioni tante attività non sarebbero possibili. Il volontariato è una ricchezza preziosissima per il nostro territorio e noi siamo orgogliosi di tutta questa rete che si sta costruendo. Alla fine, da parte di tutti, un grazie a chi ha reso possibile questa giornata. Grazie Mirella per quello che fai per questa manifestazione, ma grazie e penso di interpretare il pensiero di tutti. Grazie a nome delle associazioni che tu sostieni così con il tuo grande lavoro. Grazie a tutti voi e aiutate tutte le fragilità. Mettete tutti la goccia nell'oceano che ce la faremo. Ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi torniamo nuovamente in studio perché torneremo a parlare della lupa catturata sabato notte. Ora si trova in una struttura protetta, ce ne parlerà il sindaco di Spresiano Marco Della Pietra e soprattutto Marco Martini, che è veterinario e presidente del CRAS di Treviso, che ha seguito la vicenda. Qualche istante di pubblicità e torniamo in studio. Rieccoci nuovamente in studio, lo avevo anticipato prima, parliamo nuovamente della lupa che è stata catturata sabato sera, si trovava nei pressi della sagra più o meno di Cimadolmo. Ne parliamo insieme a Marco Martini, veterinario del CRAS di Treviso. Buongiorno. Buongiorno. E Marco Della Pietra, sindaco di Spresiano, dove insomma il lupo ha gironzolato parecchio. Buongiorno sindaco. Buongiorno a tutti e buongiorno a Marco. Ecco, allora io partirei proprio con Marco Martini per un po' gli aggiornamenti su come sta la lupa. Tanti se lo sono chiesto, è stata catturata, un po' un sospiro di sollievo anche per tanti cittadini preoccupati perché continuava a girare, anche se sempre più si avvicinava all'uomo. Intanto come sta la lupa? Buongiorno ancora. No, l'esemplare sta bene oggettivamente. Noi abbiamo fatto tutta una serie di accertamenti clinici, ci hanno dato un po' l'idea della situazione pregressa del soggetto e ci hanno anche permesso di capire in realtà la motivazione principale per cui lei si era così avvicinata all'uomo, e poi abbiamo fatto tutta una serie di esami strumentali, dalle radiografie, dei prelievi del sangue, le feci, eccetera. E devo dire che nel complesso il soggetto sta più che bene, ecco. Dal punto di vista fisico e anche mentale è un soggetto che non ha problematiche importanti. Ecco, fra l'altro è proprio l'esemplare che è stata investita qualche giorno prima della cattura, se non sbaglio. Allora, questo è un bel quesito, nel senso che l'investimento era avvenuto il giovedì, quindi 2 giorni prima della cattura, e gli unici dati abbastanza certi è che il soggetto dopo l'investimento in realtà camminava anche abbastanza bene. Presumiamo che sia la stessa perché tutto sommato era ad una distanza abbastanza corta dal luogo poi dove l'abbiamo catturata, però diciamo che c'era piave in mezzo. Presumiamo che fosse lei. Comunque diciamo che per fortuna l'ultimo incidente non le ha causato danni se era lei, perché di fatto appunto non c'erano versamenti, non c'erano ematomi, non c'erano lesioni riferibili a un trauma importante avvenuto di recente. Ecco, io poi volevo chiedere una cosa al sindaco Della Pietra, ma poi tornerò con lei anche perché lei prima diceva appunto si avvicina sempre di più all'uomo e abbiamo capito anche le motivazioni. Magari le chiederò se è possibile sapere quali sono queste motivazioni. Sindaco, insomma, dopo tante ricerche, dopo insomma tanto parlare di questa lupa finalmente è stata catturata, dico finalmente, sia per il benessere dell'animale e anche dei cittadini, perché ovviamente tutti molto preoccupati visto quello che era accaduto anche a Dormelle ma anche a Spresiano, dove insomma il lupo aveva attaccato dei cani di casa, insomma.
Sì, sicuramente tiriamo tutti un sospiro di sollievo. È chiaro che adesso capiremo se il lupo è uno solo o se ce n'era più di uno, quindi bene anche per questo. Io sono molto felice che oggi con me qui ci sia il dottor Martini, perché credo che tra tutti quelli che hanno parlato fino ad oggi lui sia quello che ha più cognizione di causa e che sappia quello che dice e sappia anche come dirlo, per cui mi fa davvero piacere che ci sia Marco qui con noi. Poi vabbè, ci sono tante altre cose che fa il dottor Martini e che sarebbe bello, ecco, venissero veicolate, ma questa è un'altra storia. Sindaco, lei diceva, insomma, adesso si riuscirà a capire se un esemplare erano più esemplari, insomma, per il momento non sappiamo, ma per il momento fototrappole non hanno ripreso ulteriori insomma, lupi in giro, anche se è stato detto più volte, non si esclude, ce lo dicevano ieri anche ieri domenica gli esperti dell'Università di Sassari, non si esclude che altri esemplari possano arrivare insomma, dalla montagna in pianura. Sì, beh, questo c'era stato detto anche a noi alla volta dell'incontro che abbiamo fatto in prefettura, che quindi sì, c'è una serie di cambiamenti anche da questo punto di vista, che i lupi che abbandonano il branco vanno in cerca di territori vergini, chiamiamoli così. Detto ciò, io non sono un esperto di lupi, per cui quello che dico io non fa sicuramente testo. Certo è che io non so nemmeno le fototrappole dove siano state posizionate, per cui non mi è dato nemmeno sapere appunto se ci siano più foto, ecco, di più esemplari, ma se è stato detto che si tratta di un esemplare solo, meglio così. Dottor Martini, insomma, per il momento insomma, è un esemplare che ora si trova al sicuro, che verrà ricollocato in una zona protetta. Sì, diciamo che allora, per quanto riguarda il numero ipotetico degli esemplari, la scienza ragiona in maniera abbastanza semplice e parla quando c'è la certezza. Qui abbiamo la certezza che fosse uno, non escludiamo che possa essere più di uno, più che altro per la biologia, molto banalmente, di questa specie, ma al momento non abbiamo prove certe e comprovate. Pertanto, secondo il principio, diciamo, della cautela, ci fermiamo a dire che l'esemplare presente era uno. Di certo quello così confidente era lei, nel senso che se anche ce ne fossero altri, abbiamo tutti gli elementi per pensare che l'unico così confidente fosse questo. Quindi questa è la prima cosa. Per quanto riguarda la sua collocazione, allora c'erano arrivate indicazioni molto precise da parte dell'ISPRA, che l'istituto è un istituto scientifico statale che fondamentalmente funge la consulenza degli animali selvatici. L'ISPRA dà delle indicazioni e poi in questo caso la Regione le applica e prende le decisioni per applicarle. La sua rimozione dall'ambiente quindi c'era stata indicata fondamentalmente per una questione di sicurezza e dell'animale e dell'uomo. Non potrà essere rimessa nello stesso ambiente, ma si sta cercando, insomma, siamo già a un buon punto, diciamo, per trovare una collocazione definitiva che comunque protegga il gruppo e che protegga eventualmente anche gli abitanti da situazioni spiacevoli che si possono generare. Al momento è già in una situazione, direi, più che buona, per quanto sia temporanea, ma sicuramente ce ne sarà una ancora migliore e ottimale per l'esemplare. Ma ripeto, non possiamo per questioni abbastanza evidenti reintrodurlo in natura. Lei ci diceva è una lupa confidente, ne abbiamo parlato anche domenica, per capire perché è confidente e se è sempre stata così oppure si è modificata nel tempo il suo atteggiamento. Allora, noi facciamo questo esemplare dal 30 di aprile, il giorno preciso in cui è stato fatto il primo avvistamento ufficiale. In quel momento il paziente, sì, l'esemplare, il paziente,
aveva una caratteristica molto precisa, cioè quella di presentare una zoppia, e sicuramente quella zoppia ha giocato un ruolo fondamentale nella confidenza dell'esemplare. Ripeto, noi abbiamo capito perfettamente da cosa fosse dovuta quella zoppia, adesso il paziente l'ha risolta, ma non posso entrare nei dettagli, ma era piuttosto evidente la causa. Ed è anche piuttosto evidente che quell'esemplare si sia trovato in una difficoltà abbastanza importante, diciamo, motivo per cui ad un certo punto, per sopravvivere, perché non era in grado di cacciare perfettamente, si sia avvicinata alle zone antropizzate, diciamo così. Il punto è che il lupo è vero che è un animale selvatico, ma è un animale che ha alcune caratteristiche molto particolari. Innanzitutto è un animale socievole, e quindi l'interazione fa parte del DNA del lupo. Cioè, se noi oggi abbiamo i cani è perché un giorno c'è stato un lupo che in qualche modo ha accettato di interagire con l'uomo. E non dimentichiamoci mai questo, perché il mito del lupo come animale schivo, eccetera, è un mito che ha un fondamento, però, ripeto, il lupo molto più di altri animali selvatici è sociale, ha delle gerarchie molto, molto precise e ha molti aspetti che lo fanno somigliare all'uomo. Moltissimi aspetti. Infatti, ripeto, la sua genetica poi gli ha consentito, o meglio ha consentito all'uomo di selezionarlo per sviluppare il cane. Questo soggetto, sì, un'altra caratteristica, dicevo, è che il lupo è un animale che ha un'intelligenza che noi non riusciamo a comprendere appieno fin tanto che non abbiamo a che fare. E questa molto semplicemente ha capito che più interagiva con l'uomo, più trovava cibo. Ed è qui un po' subentrato l'errore delle persone che di fatto le hanno dato modo di interagire così tanto. Cioè, a noi già da parecchi mesi giungevano video di persone che chiamavano il lupo si avvicinava, persone che gli davano cibo, o banalmente anche si sono create situazioni in cui animali domestici, animali da cortile, ma anche banalmente cani e gatti venivano tenuti liberi, per cui comunque quelle sono prede molto molto più facili di un selvatico. Un lupo in natura caccia caprioli, caccia piccoli cinghiali, caccia piccoli cervi, caccia comunque animali, diciamo, molto più capaci di sottrarsi a un predatore di quanto lo sia un cane, un gatto domestico o addirittura una gallina, un coniglio, eccetera. Quindi di fatto il lupo ha capito che semplicemente la sua relazione con l'uomo, la sua interazione con l'uomo gli portava dei vantaggi, e siamo arrivati al culmine, come si è visto alla festa di Cimodolmo, in cui di fatto veniva a prendere cibo dalle mani. Ci sono alcuni video che non girano in internet, ma che ne ho visionato parecchio, in cui letteralmente va a mezzo metro dall'uomo a prendersi il cibo. E questa però, ripeto, è una situazione di estrema pericolosità, perché nel momento in cui l'uomo fa una mossa sbagliata o nel momento in cui c'è un fattore scatenante esterno, può crearsi una situazione di pericolo. Ripeto, e per il lupo e per le persone. Io da veterinario magari penso prima al lupo, però da veterinario devo anche pensare comunque alla salute pubblica, e ripeto, le indicazioni che ci sono state date sono state in entrambi questi sensi. Ecco, la problematica era anche quella, nel senso che le persone che lo vedevano e che, insomma, che gli lanciavano i viveri potessero in qualche maniera magari tentare di toccarlo, perché ricordiamo, insomma, che non parliamo di un cane domestico che pure attacca lo stesso, perché potrebbe attaccare lo stesso, ma insomma di un lupo che, insomma, comunque è pericoloso. È pericoloso nel momento in cui si è una situazione non standard, diciamo, nei cani. Lui aveva deciso che per lui era una situazione standard quella di avvicinarsi molto alle persone, ma un eventuale contatto fisico potrebbe essere stato non preso così da lui. Calcoli anche che una delle tante caratteristiche che fanno del lupo un animale unico è che la sua forza fisica non è nemmeno paragonabile a quella del suo parente più stretto, che è il cane. Il lupo ha una dentatura delle mani, una muscolatura che sono di gran lunga più prestazionali, diciamo, rispetto a quello di un cane dello stesso peso, e quindi fisicamente parlando è un animale che ha delle potenzialità enormemente più grandi. Ecco, noi quando maneggiamo i lupi, insomma, devo dire che ci hanno insegnato molto sia dal punto di vista comportamentale che fisico, e per quanto abbia visto qualche, credo decina di migliaia di cani per la mia professione, basta un lupo a farti capire che siamo comunque distanti anni luce per molti aspetti. E sì, cominciamo a averne anche abbastanza lupi, quindi qualcosina ce l'hanno insegnato.
Sindaco, abbiamo detto, insomma, abbiamo tirato comunque un sospiro di sollievo, perché poteva comunque volgersi anche al peggio se qualcuno magari avesse tentato di accarezzarlo, magari di avere magari con un movimento strano, magari avrebbe rischiato di farsi male. Però insomma l'attenzione va comunque tenuta alta, la situazione continua ad essere monitorata proprio come si diceva prima, per valutare che se attualmente, insomma, come diceva il dottor Martini, insomma, la scienza dice che ce n'è uno perché ne abbiamo visto uno, però insomma non può essere escluso che altri possano già esserci o comunque possano arrivare. Qual è il consiglio che lei si sente di dare ai cittadini? Ma a me conforta quanto ho appena sentito dire dal dottor Martini, perché quando io ho detto che non ero preoccupato in maniera folle, non volevo lanciare allarmismi, ma temevo che a fronte di un comportamento o di una mossa del tutto ingenua, vuoi di un bambino, vuoi di una persona con delle disabilità, vuoi comunque una persona fragile, il lupo avrebbe potuto reagire in maniera non prevedibile. E quindi mi fa piacere, ecco, non essere stato proprio fuori per fuori quando ho dato questo consiglio, che quindi reitero. E poi i consigli sono sempre quelli, anche se dalla regione doveva arrivarci un vademecum 2 giorni dopo la riunione, sono passate 3 settimane, vademecum non ne sono ancora arrivati, però vabbè, non importa. Presumo che non si sarebbe allontanato molto dai consigli che abbiamo sempre dato, e quindi qualora ci si trovasse di fronte a un esemplare, ecco, si dice di non avvicinarsi, di evitare appunto contatti o atteggiamenti confidenziali, di evitare di lasciare gli animali liberi in cortile, gli animali di compagnia, di evitare di lasciare resti di cibo e quindi rifiuto magari umido alla portata, e queste insomma sono le raccomandazioni che facciamo e che abbiamo sempre fatto. Sindaco, dovremmo un po' abituarci a questa presenza a questo punto. Ma non lo so se dovremmo abituarci, ma insomma l'uomo nella sua evoluzione ha sempre dovuto abituarsi a quelli che sono i cambiamenti, per cui noi questa volta qui abbiamo reagito in questa maniera proprio perché si trattava di una novità, o quasi, ecco, di una novità, perché l'ultimo lupo che effettivamente si era addentrato nei nostri territori lo aveva fatto una decina d'anni fa, almeno questo ci è dato sapere. È chiaro che qualora il fenomeno dovesse assumere delle dimensioni diverse, ci saranno comportamenti e atteggiamenti diversi anche da parte nostra, insomma. Ci sono territori che convivono tranquillamente con il lupo, altri un po' meno tranquillamente, insomma poi si vedrà, non voglio mettere il carro davanti ai buoi, ecco. Dottor Martini, abbiamo visto in questo momento, non so se lei è riuscito a vedere le immagini del lupo che si incontrava con un cane e insomma sembrava quasi il lupo più spaventato del cane. Beh, calcoli che loro hanno dei sensi sviluppatissimi e un livello di attenzione estremamente alto. E oltretutto questi sensi fondamentalmente danno al cervello tutta una serie di dati che loro elaborano ad una velocità altissima. Cioè, il lupo ci è capitato più di una volta di vederlo, la prima cosa che faceva magari in un ambiente nuovo era quello di guardarsi attorno, guardando letteralmente centimetro per centimetro del posto nuovo, e si capiva benissimo che in realtà stava già pensando su cosa fare per affrontare quella situazione. E in questo caso era tutto sommato un episodio abbastanza analogo, nel senso che per lui poteva essere strano trovarsi con un cane domestico che gli andava incontro e con un uomo che lo chiamava, e quindi da un lato era impaurito, ma sicuramente stava elaborando tutta la situazione per capire poi come agire. È un atteggiamento abbastanza tipico, ripeto, non è normale, o meglio non è frequente
un incontro così ravvicinato, tra l'altro in pieno giorno, con tutta una serie di situazioni anomale, però la reazione è assolutamente compatibile con quella di un animale selvatico che quindi sta analizzando una situazione nuova, ma che al contempo è un animale che concede di vivere una situazione del genere. Se fossimo stati in altre situazioni, cioè quindi con un lupo non così confidente, in realtà se ne sarebbe stato ad una distanza di sicurezza a lui idonea e né il cane né il proprietario lo avrebbero mai visto. Il lupo avrebbe studiato tutta la situazione secondo per secondo, centimetro per centimetro, ma senza minimamente farci vedere. L'anomalia era proprio nel fatto che qui fosse tutto alla luce del sole, mentre una persona lo chiamava, addirittura lo filmava. Ecco, e appunto io vorrei sottolineare, dottor Martini, proprio questo. È un esemplare, come voi lo chiamate, confidente, che quindi si avvicinava all'uomo, ma non tutti i lupi sono così, perché non vorrei che magari arrivasse un lupo che invece confidente non lo è e magari qualche persona tenta di avvicinarsi. Questo sarebbe invece da non fare, ma quando si vedono lupi o esemplari di lupo sarebbe insomma importante allertare invece le autorità preposte. Questo assolutamente sì. Diciamo che in situazioni standard è molto difficile riuscire a vederlo, se non di sfuggita, mentre questo di fatto scappa. È più probabile vederlo magari con delle fototrappole. Segnalazioni con fototrappole arrivano spesso da varie parti, non solo della provincia, ma un po' di tutta Italia, perché quando una fototrappola è messa, l'animale ovviamente non avverte il pericolo dell'uomo, quindi è più facile mortararlo. È molto più difficile vederlo di persona, se non in situazioni molto fugaci e direi anche decisamente fortuite. Ecco, quello assolutamente sì, però a prescindere che parliamo di lupo, di camoscio, di capriolo, di cervo, di volpe o di qualunque altro animale, il concetto è che comunque sia bisogna cercare di interagire il meno possibile, bisogna cercare di lasciare l'animale in sicurezza, in tranquillità, ma di non cercare di instaurare una qualche forma di relazione, perché ripeto, alla lunga può solamente creare danni al singolo individuo, se non addirittura alla specie. Io gliel'ho chiesto, insomma, ma lei l'ha detto già prima, attualmente non si sono visti altri esemplari di lupo, quindi insomma questo era per il momento l'unico che si trovava, insomma, ormai chiamato il lupo del Piave. Sì, per ora diciamo che abbiamo prove certe che ce ne fosse. Poi la biologia del lupo dice che statisticamente è probabile che ce ne siano o che ne arrivino, perché magari non ce ne sono oggi, ma comunque sia questa è una specie in grande espansione naturale, perché ha tassi di prolificità notevoli, non ha predatori in natura. Di fatto i lupi muoiono perché vengono investiti o per incidenti o per malattie naturali, ma non perché vengono predati, e inoltre hanno proprio una capacità espansiva notevole perché camminano tantissimo. Quindi sul fatto che prima o poi arriveranno altri lupi in espansione, ripeto, la biologia della specie ce lo ha già detto, e su questo non ci sono dubbi di nessun genere. Che ce ne siano ora, i dubbi ci sono, nel senso che è probabile che ci siano, ma non abbiamo le prove certe, quindi per ora ci atteniamo alla sicurezza, cioè che fosse questo. Io vi ringrazio perché siamo arrivati al termine di questo spazio. Noi insomma poi chiederemo al dottor Martini di raggiungersi magari qualche volta qui in redazione, perché come diceva il sindaco di Spresiano non si occupa solo di lupi, ma ha tantissime altre attività, si occupa di tantissime specie di animali, quindi ci farebbe davvero piacere averlo qua in studio. Quindi intanto ringrazio il dottor Martini per essere stato con noi. A lei. E ringrazio anche il sindaco di Spresiano, insomma, che ha vissuto tutto questo periodo con un po' il lupo in casa, come si può dire, come altri territori come Oderzo e Ponte di Piave. Quindi grazie anche al sindaco di Spresiano. Poi se ci fossero delle novità, insomma, noi siamo qui. Grazie davvero. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie sindaco, grazie dottor Martini. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, il meteo. Subito dopo ci sarà l'approfondimento della sanitario con il dottor Alessandro Gatti, direttore dell'UOC dermatologia dell'ospedale di Treviso. Parleremo di
uno dei problemi che insomma hanno moltissime persone, i nei. Quindi come valutarli, come vederli e soprattutto quando preoccuparsi dei nei. Lo facciamo subito dopo la pubblicità, subito dopo le previsioni del tempo.